Testa al finale di stagione, oggi si conclude la regular season, possibile ribaltone oppure consolidamento del primato. Amici di Sportisili, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti alla Fincantieri di Palermo, Fincantieri Carini, 14ª giornata del campionato Under 15 di Palermo, girone D. Fatto andare avanti l'azione, allora Luneddi avanza ancora, vince qualche rimpallo anche lui, esce il portiere, Luneddi cerca di puntare la porta, il pallone va sul fondo ma già c'è il primo affondo della partita dopo 40 secondi. Vice capitano delle Carini. Nuovo lancio lungo, il pallone sorvola la testa della difesa. Allora se ne può andare Luneddi. Si allunga però di troppo il pallone, però rimane ancora in zona del tiro dalla distanza. Centrale per Martorana, non però in maniera efficace, l'alzata in profondità. Occhio alla Fincantieri che si propone in avanti con Gabriel Carella, aspetta il ribalzo giusto, la alza in porta. Il vantaggio della Fincantieri con Gabriel Carella, 1-0. Il pallino del gioco, come in questo caso, con Gabriel Carella, che alla fine la prende lo stesso, pallone in aria, il tocco di Santoro, pallone spazzato addosso a Di Bella che ci ha provato, la presa di Temperino, ci aveva provato Marchese, la prende Gonzales, destro rasoterra, respinto ancora Marchese, si infila Carini che non riesce a liberare l'area, Di Bella si tuffa, Temperino, il pallone finisce lentamente sul fondo. Cambio di gioco, ferma tutto per il Carini, il pallone passa lo stesso, occhio al possibile recupero, il tentativo verso la porta, pallone che esce fuori di pochissimo con Santoro. Michele Di Bella punterà sicuramente la porta. Parte del suo destro, alla fine rasoterra preso, controllato, sì, alla fine da Temperino. Gonzales, la finta su Samuel Manca, passaggio che arriva ad Amato, attenzione al controllo, il tiro involontario e il rischio di autogol. Di Bella, punizione in mezzo all'area, Temperino si tuffa, occhio alla porta vuota, Gonzales sull'esterno della rete. Temperino può andare al rinvio lungo. Passaggio rischiosissimo, un regalo per il 2-0 della Fincantieri. Santoro ne approfitta, 2-0. Regalo assoluto delle Carini che si è fatto malissimo da solo. Nuova proposta di Randazzo, Costanzo non ci arriva, occhio al colpo di testa di Luneddi, pallone fuori di pochissimo, l'occasione per il Carini non poteva arrivare se non da Andrea Luneddi, battuta con le mani, occhio al tocco che impensierisce Temperino. Parte Cannova, pallone sul primo palo, Temperino la lascia in area di rigore, ne approfitta la Fincantieri. Un altro gol concesso facilmente, 3-0. Calcio d'angolo battuto, colpo di testa, doppia deviazione, altro colpo di testa di Cirmi. C'è il gol del 4-0 da parte di Fabio Cirmi, nonostante il tocco di Temperino, e la Fincantieri aumenta il proprio vantaggio e dedica speciale per Cirmi, che è stato l'ultimo ad averci creduto. C'è il triplice fischio del direttore di gara, la Fincantieri batte anche il Carini 4-0, un campionato veramente di qualità